Preso, in manette, fermato, non prima però di aver fatto pagare un altro tributo di sangue, 2 agenti della Guardia Civile e un cittadino uccisi nell'ultimo scontro a fuoco prima di essere bloccato. Fine della fuga per Norbert Fehr, alias Igor Vaklavic, criminale serbo dalle 1000 identità, ma a tutti è rimasto impresso un nome, Igor il Russo. Il killer che in Italia era ricercato per gli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri e della Guardia Ecologica Volontaria Valerio Verri nelle campagne intorno a Porto Maggiore, in Emilia. La scia di sangue è iniziata nell'aprile scorso, anche se Igor era sospettato anche dell'uccisione del metronotte Salvatore Chianese avvenuta nel 2015. Ma in Italia Igor non c'era più da tempo, in fuga, aveva messo in scacco tutte le forze dell'ordine, forse contando anche su una rete di complici. Ci è voluta la Spagna per fermarlo, un paese dove il bandito di ghiaccio aveva continuato la sua scia di sangue. Il Veneto quella paura l'aveva assaggiata a lungo, da aprile per buona parte dell'estate, perché le azioni criminali del Ferrarese e la fuga verso nord avevano fatto scattare subito l'allarme nella vicina provincia di Rovigo. Di qui poi la psicosi nel veneziano con tanto di fotosegnaletiche nel San Donatese per presunti avvistamenti e massima attenzione delle forze dell'ordine. Avevamo avuto segnalazioni già 10 giorni fa dai colleghi del comando di Venezia che ci hanno mandato anche la fotosegnaletica. Rimaniamo in allerta. Anche se la segnalazione più attendibile arrivò dal passeggero di un treno che era partito da Chioggia. E poi ancora il killer che fu visto a Padova prima di svanire nel nulla. Era in Spagna Igor e la Guardia Civile era sulle sue tracce dal 5 dicembre quando una prima sparatoria aveva provocato 2 feriti gravi ad Albalate. A quel punto è scattata la caccia all'uomo. Ieri alle 17 a Teruel 2 agenti della Guardia Civile e un cittadino hanno incrociato il fuggitivo che però è riuscito a ucciderli tutti e 3 ed è scappato a bordo di un pick-up. Questa notte l'auto è invece finita fuori strada e l'uomo è stato catturato a Castellón dopo aver provato, sembra, ad allontanarsi in bicicletta. Conserva 3 pistole, 2 delle quali rubate agli agenti uccisi.